Di nuovo buongiorno, riprendiamo con il canto popolare, ricerca storica, testi, canzoni, autori di Salvatore Paba, edito da Susil nel 2024. Intanto ringrazio Salvatore perché so che non abita qui a fianco, giusto? Un po' lontanuccio. Ecco, arriva da Ittiri. Parliamo con lui proprio di questa esperienza molto diffusa in Sardegna, così come appunto ci ha raccontato poco fa Maria Grazia Bazzella, ovvero l'esperienza corale, molto diffusa in Sardegna, si potrebbe quasi dire che fa parte del nostro DNA, qualcuno lo sostiene infatti. E appunto l'esperienza, diciamo, la viva voce di chi partecipa a questi cori non vivendo in una città, non vivendo in una realtà cittadina, insomma, quindi una realtà, diciamo così, più consolidata da questo punto di vista, con istituzioni già più organizzate, ma vive in un centro non isolato, ma comunque, diciamo, in un centro non esteso, Sì, non grande. sì, vicino a no? Sassari sono quasi 8.000 abitanti. Esattamente. Io faccio il paragone con l'altro coro che conosco bene di un paese che è quello di Carloforte, insomma, e dove appunto, come ci diceva Maria Grazia Bazzella poco fa, l'esperienza musicale, diciamo l'attività corale è un'attività che si è organizzata da sempre come attività amatoriale, come attività di intrattenimento, ma al tempo stesso, come dire, presa molto sul serio, no? Vissuta molto profondamente. Ecco, intanto iniziamo proprio con le motivazioni di questo lavoro. Cosa ti ha spinto a scrivere questo lavoro che ormai mi ricordo da tempo, ci conosciamo in maniera epistolare da tempo, come dire, è una ricerca che ormai ha alle sue spalle uno studio di anni, no? Sì, 10 anni. Questa ricerca è durata 10 anni. Beh, mi ha spinto, intanto devo dire, io sono entrato nel coro nel 1981, quindi avevo poco meno che 14 anni. E ricordo che a Ittiri in quel periodo c'era la banda musicale, a proposito di bande musicali, che era molto in voga, che in Ittiri risale alla fine dell'Ottocento, proprio l'istituzione come banda musicale. Poi stavano iniziando i primi passi il maestro di arti marziali Pippo Meli, quindi per un ragazzo quale ero io, poco meno che 14enne, queste cose mi attraevano. E poi c'erano anche diverse realtà di cori. Rispetto a ciò che si è detto finora, questi sono cori, diciamo così, che appartengono a un'altra dimensione, sono quelli che vengono proprio chiamati di stretta cultura orale. Quindi non sono le canzoni che si cantavano e che si cantano tuttora, non sono canzoni elaborate, questo è venuto dopo. Non erano anzi canzoni elaborate, ma proprio cantate, come si dice, ad orecchio. E quindi fra queste tre realtà, siccome facevano parte altri miei amici in questi cori, mi hanno detto: "Tò, perché non vieni a cantare a coro? Guarda che bello". Mi sono preso 2 giorni per decidere, quindi tra banda musicale, arti marziali e coro ho scelto il coro. Da quel momento lì è stato proprio un amore a prima vista. Sono stato un grande appassionato e lo sono tuttora, e quindi penso che continuerò su questa strada per diverso tempo. La motivazione mi ha portato, ovviamente all'inizio non davo peso, perché io quando sono entrato nel coro ho avuto la fortuna proprio di apprendere l'arte del canto corale, quello ad orecchio, dal maestro Giuseppe Paddeu, che possiamo definirlo il cantore per eccellenza, come viene definito in tanti lavori, per intenderci, da Pietro Sasso, Ignazio Macchiarella, eccetera. E quindi ho vissuto gli ultimi suoi 17 anni di vita apprendendo proprio quest'arte qua. In più, nei momenti di relax, quando andavamo al bar oppure alla fine delle prove, eccetera, lui raccontava aneddoti di persone già morte, di quando lui era giovane, eccetera. Col tempo mi sono reso conto che tutta quanta questa, diciamo così, questi aneddoti, assieme ad alcune canzoni particolarissime che lui ci aveva insegnato, erano una ricchezza
non solo per il paese, ma per il territorio, ma per tutta la Sardegna. E quindi ho iniziato proprio a fare, prima di avere l'idea del libro, ho fatto, diciamo così, delle interviste agli ultimissimi cantori, oltre che a Giuseppe Paddeu, ad altri 4-5 cantori già novantenni all'epoca, infatti adesso non ci sono più, sono tutti scomparsi. Quindi poi ripassando le interviste, rivedendole, mi sono reso conto che insomma c'era il tanto per creare un lavoro come quello un che lavoro ho di fatto. questo genere. Allora, di fatto questa tua storia, no? Questo racconto che fai di questa esperienza, in realtà racconta molto anche di Ittiri, no? Sì. E appunto di come si vive la musica in questa città. Allora, Ittiri, da ciò che ho potuto vedere in base alle interviste e alle ricerche, anche perché ho ricercato anche dei documenti antichi, eccetera, ha passato varie fasi. Ha vissuto una stagione molto ricca e fiorente sino agli anni, diciamo così, 50, in cui anche ad Ittiri esistevano i cantori che cantavano con quel genere che viene chiamato a concordu, che sono 4 cantori, strettamente 4, a volte potevano essere anche 5, ma però in genere erano sempre 4, quindi un basso, un contra, un tenore primo e un tenore secondo che viene chiamato voce a Ittiri, che fanno capo alle confraternite. Ecco, anche a Ittiri c'erano questi cantori e in base alle ricerche sono riuscito a datare il primo documento che attesta di queste formazioni canore esistenti ad Ittiri, risale al 1400 circa. Quindi decisamente antico. Sì, insomma. molto antico. Molto antico e molto ben documentato. Poi la tradizione confraternale, se ricordo bene, a un certo punto si interrompe per qualche anno, ricordo? Sì. Si interrompe, diciamo così, la confraternita di Santa Croce, che era quella più rinomata e anche più potente, aveva più voce in capitolo. Quella si è interrotta intorno agli anni 30 perché in pratica è stata demolita proprio la chiesa di Santa Croce, quindi non avendo più sede sono stati ospitati dalla confraternita di Nostra Signora di Monserrato, però è chiaro che poi è andata scemando. Anche eccetera. perché il fascismo non il fascismo incentivava assolutamente. Non incentivava, no? E poi comunque stavano cambiando i tempi, quindi sino a tutta la seconda guerra mondiale sono riusciti ad andare avanti, però poi non c'è stato nemmeno ricambio generazionale. Così. Anche forse perché proprio la guerra aveva devastato tutto, aveva devastato certo. E poi dopo la guerra assistiamo proprio alla migrazione dai paesi verso i centri, così, cittadini che offrono più servizi, scuole, possibilità di crescita e opportunità di lavoro, come purtroppo anche adesso viviamo ancora in maniera più marcata il tema dello spopolamento. Bene, e quindi andiamo avanti e raccontiamo il perché di questa raccolta. Allora, dal punto di vista proprio strettamente tecnico, il perché di questa raccolta è che noi, grazie al maestro Giuseppe Paddeu, abbiamo ereditato come continuità orale 3 canzoni che sono per me 3 perle che vanno assolutamente custodite anche gelosamente. Queste 3 canzoni sono Su Ninnidu, Su Miserere e Sostrerres. Sostrerres, che sono la canzone principe in cui in tutto il mondo, diciamo così, cristiano cattolico si festeggia proprio la notte tra il 5 e il 6, quindi quella è una festa dove si svolge, ogni paese poi ha le sue dinamiche, eccetera. La canzone ovviamente si perde nella notte dei tempi, non ci sono nemmeno, si è perso anche, diciamo così, la paternità del testo, oltre che della musica. Su Ninnidu invece il nostro è un testo particolare perché è diffuso non solo a Ittiri ma anche in tutto il Meilugu. Il Meilugu è una subzona della zona più vasta del Logudoro. Quindi il Meilugu, per intenderci, è Ittiri, Tiesi, Bonnanna, Rocheremule, eccetera. Ecco, in questi paesi su Ninnidu
viene cantato con lo stesso testo, con la stessa musica e armonia, poi ovviamente ogni cantore in base al proprio estro la gestisce a modo suo, però sostanzialmente la canzone è uguale. Il miserere che cantiamo a Itiri è particolarissimo perché intanto è di una struttura semplicissima. Possiamo considerarlo a tutti gli effetti quello che viene chiamato falso bordone, che viene composto da 2 frasi. La prima frase, diciamo così, con accordi ribattuti sulla stessa tonalità, e la seconda mezza frase si chiude con una cadenza più o meno elaborata. Ecco, questo miserere io ritengo che sia la canzone più antica che viene cantata a Itiri, la canzone religiosa più antica. Non ha riscontro in nessun altro paese e stranamente, siccome i cantori, non solo a Itiri ma tutti i cantori sardi, erano personaggi dotati di molto talento e di molto estro musicale, e quindi le canzoni da 2 note le trasformavano con fioriture, abbellimenti, e diventavano, come è successo per Sonnini, 2 per Sottrerresi. Questo stranamente non è successo per il miserere, quindi ritengo che sia arrivata a noi anche intatta, senza nessun ritocco virtuosistico di abbellimento rispetto ai cantori. È una stranezza, però così è. Una delle teorie che è stata espressa riguardo alla presenza della polifonia nella musica sarda è questa che guarda alla contaminazione soprattutto dal repertorio polifonico, diciamo palestriniano, giusto per capirci, no? Quindi chiesastico, un repertorio che si ripropone nelle chiese, forse più sotto forma di esecuzioni organistiche che non di cori, no? Perché non abbiamo grandi documentazioni di cori polifonici chiesastici che sanno eseguire Palestrina. Livelli, no, certo, no, ecco. no. Però ovviamente abbiamo notizia sia di una folta preparazione, di una fitta preparazione dei sacerdoti, come ci diceva poc'anzi Maria Grazia, parlando per l'appunto del seminario di Cuglieri, no? Dove tutti i sacerdoti e anche coloro che poi non hanno... Anche il Deus ti salve Maria, dalle ultime ricerche sembra che sia stata divulgata da lì. È proprio il seminario di Cuglieri che ha un ruolo molto importante. È molto importante, quindi voglio dire, noi una appunto delle teorie più diciamo così conosciute e comunque sicuramente scandagliate è proprio quella per cui nella musica sarda confraternale ci sia una importante influenza della musica polifonica, diciamo così, cinquecentesca. Sì, infatti riguardo al miserere, scandagliando diverse, diciamo così, diverse versioni, diverse musiche, mi sono reso conto che era la versione proprio striminzita di un miserere famosissimo del 1600, a cavallo tra 1500 e 1600, di Giovanni Allegri, che era un sacerdote, di cui tra l'altro a questo miserere di Giovanni Allegri il Papa aveva messo il veto, non voleva che si cantasse da nessun'altra parte, pena la scomunica. Tu sai, no, che c'è l'episodio notissimo, no? Questa è una pagina molto conosciuta nella storia della musica, perché il miserere di Allegri appunto si porta dietro che non potesse essere trascritto perché il papato ne era geloso, come se fosse un capolavoro intoccabile, fino a che non è capitato Mozart a Roma, certo, che l'ha ascoltato e l'ha trascritto naturalmente. Sì. Un po' sottobanco, però l'ha fatto. Ecco, io quindi sentendo il miserere di Allegri mi sono reso conto che era proprio la versione striminzitta del miserere che cantavamo a Itiri. Quindi ho dedotto, anche perché, diciamo così, il principio armonico di base viene rispettato. Una frase si chiude con l'altonalità d'impianto e l'altra con una cadenza sospesa, in modo alternato, che erano precise. E quindi ho pensato che, essendo così famoso il miserere di Allegri, qualche sacerdote o frate, comunque un religioso, abbia trasportato quella musica ad orecchio in Sardegna, l'abbia insegnata
in sede confraternale, sempre a orecchio, che poi i cantori hanno appreso, ed ecco che quindi l'abbiamo, ed è arrivata fino a noi questo Miserere che cantiamo a Ittiri. È un bellissimo percorso. Ovviamente questo che sto dicendo non ne ho le prove, naturalmente, ma è molto probabile però che sia diciamo andata che così. deriva da una serie di deduzioni, Sì, no? sì, sono congetture. Sì, che ovviamente giustamente una persona che si accosta alla storia di questo repertorio non può non fare. Di sicuro dobbiamo pensare che se è vero come è vero che a Haiti resisteva la confraternita di Santa Croce già nel 1500, Certo. non esisteva confraternita di Santa Croce che non avesse messo su dei cantori che cantassero il Miserere, perché Certo. era prerogativa assoluta della confraternita di Santa Croce di occuparsi di Gesù, in particolare più che della sua nascita, della sua morte, quindi della passione di quello che tutti chiamiamo come il Venerdì Santo, ma si scravamento in santo. Si scravamento in santo. Santa. Allora, tu nel tuo volume hai dato un ampio spazio ai gozos. Sì, perché anche a Itiri venivano cantati tanti gozos. Per quanto riguarda i testi, sono testi sia di fattura recente, ma altri molto molto antichi del 1600. E insomma mi ha colpito un po' questa cosa che il popolo prendesse un testo, ad esempio, del 1600 e lo cantasse a tutt'oggi. E quindi, insomma, un po' ho ricercato anche su questo. E poi, anche lì, per ritornare all'estro dei cantori, il maestro Padeu i gozos non li cantava con la solita melodia che noi tutti intendiamo, con quella, diciamo, melodia standardizzata, ma anche lì ci metteva del suo. Tanto da fare una canzone che a volte poteva sembrare che ma questi sono gozos, sì, però lo erano perché talmente era la capacità virtuosistica elevata che la frase veniva allungata di parecchio con degli abbellimenti e delle fioriture che erano veramente degne di nota e difficilissime da imitare, tra l'altro. Quindi è una peculiarità, Sì, insomma, una sì, particolarità. sì. Qui ci sono questi gozos de Santo Maurizio. Sì, in gozos de Santo Maurizio sono intanto perché io come mestiere non sono un musicista ma sono un artigiano edile. Quindi San Maurizio è il patrono dei muratori e quindi i muratori ad Ittiri sono stati per diversi decenni una casta che contavano veramente parecchio e quindi diciamo così i gozos erano proprio ben custoditi. Era un repertorio privilegiato, Sì. non soltanto a Ittiri, ma so che a Ittiri erano una sorta proprio di corporazione, potremmo dire, sì, no? sì, I sì. muratori. Anche adesso Sì, di meno, ma comunque c'è un legame sì. molto forte. Babbo Nostru? Sì, questo Babbo Nostru a chi ho voluto scrivere, diciamo così, però in musica, un Padre Nostro. Le parole sono di Don Giovanni Maria de Turi che mi sono piaciute molto perché lui Sono queste. declama questo Vogliamo Padre leggerne un Nostro. attimo? Sì? Sì, certo. Molto bello. Babbo de ogni vida, fundamento e corona, rendedi in ogni zona che in sughelu, con filiale zelu d'ogni omine diserve, e si impronta un serve de intro sugoro. Ecco, queste sono parole veramente originali, io sono molto attratto dalle parole originali e quindi ho deciso di musicarlo. Ecco, perché ci sono già altri Padre Nostro in sardo, come quello più famoso di Salvatore Nuvoli e Gonario Caviddu, e io ne ho voluto dare una mia interpretazione musicale a questi versi. Che infatti sono molto particolari Sì. e molto belli. Di questa serie di, chiamiamole trascrizioni o invenzioni, no? Cosa? Diciamo sono più invenzioni, è Certo. chiaro, perché la musica è mia, Sì, quindi sì. è più invenzione. Sì. No, questa rappresenta l'evoluzione del canto, dei cori di ispirazione popolare. Poco fa si è parlato di cori di scuola nuorese. Sì. Da un lato è giusto chiamarli di scuola nuorese perché sono quelli che maggiormente fanno le cose seriamente, ottengono molti risultati, sono cori a Nuoro tutti di qualità e quindi è chiaro che dettano la linea. Certo. Su questo Non c'è ombra non di c'è dubbio. ombra di dubbio, tant'è vero che in tutta la Sardegna
come è stato detto, appunto Si molti canta cori al nuorese. si rifanno al nuorese, Sì. però adesso qua non sono molto d'accordo, perché la tecnica che si usa nel comporre non Sì, è di scuola nuorese, ma è di scuola da conservatorio. certo. E quindi ci sono tecniche che chi studia armonia, chi studia composizione le usa. I nuoresi come Alessandro Catte, Banni Certo. Duruiu, Tonino Puddu le hanno usate per prima, i Sì. loro cori hanno dato risultati molto alti, Eccellenti. eccellenti, e quindi è chiaro che loro hanno dettato la linea, Questa però linea. non vuol dire che non si possa Certo, cimentare non anche a noi in caso una altre... delle cattiverie che circola sempre sui cori nuoresi è che sembra di sentire un coro alpino, no? Nel senso Sì, ma che non è proprio hanno giusto nemmeno quella neanche questo, definizione, certo, no, perché il cori alpini comunque, anche il coro alpino detto così in senso generale, a una persona non esperta può sembrare tutto alpino, ma no, ad esempio se noi prendiamo la canzone Il Signore delle Cime, che è stata scritta a sì, parole e musiche da Beppi De sì, Marzi, è un canto alpino perché Beppi De Marzi è del nord Italia, naturalmente. ma quella canzone è stata firmata da Beppi De Marzi, quindi è una canzone d'autore, è No, di Beppi De Marzi. Per canti alpini si intende i canti della tradizione e cultura alpina, non so, della prima guerra mondiale, certo, ecco, che era quelli un'altra che era cosa. un'altra cosa, Certo, d'altra ecco, parte noi ben sappiamo che Non poto reposare, che è un certo. canto ormai talmente penetrato nell'immaginario Sì, ma è collettivo nato per come, pianoforte e esatto, per tenore, voce e pianoforte, l'ha tenore scritto lirico, intendo, non un canto a esattamente. tenore che è un'altra È cosa. un'altra cosa, Giuseppe Rascelli, di cui appunto Certo, poc'anzi ha certo. parlato, che poc'anzi è stato citato, e Badore Sini che ne ha scritto le parole. Le parole, sì. Volevo andare avanti su questo aspetto della composizione da parte tua. Sì, intanto dal punto di vista generale, in Sardegna, come abbiamo potuto capire oggi, si profilano, diciamo, 4 aspetti della coralità. Uno che è l'aspetto del coro polifonico classico, cioè misto tra maschi e femminucce. L'altro è il canto strettamente di cultura orale, dove da quello non si può trascendere assolutamente, che è il canto a tenore, e poi l'altro è il canto a concordo, di cui un po' abbiamo accennato poco fa. La quarta variante è questa nostra, diciamo così, in cui mi sono sempre cimentato io, di ispirazione popolare, per intenderci i canti come li fanno a Nuoro. Sì, Ecco. Quindi questi canti, è chiaro che noi autori di canzoni, io un po' prendo dal canto a tenore per quanto riguarda i Bombimbò, l'Ellere, eccetera, e anche per quanto riguarda la melodia in senso stretto, perché sono melodie originalissime e che hanno anche un certo effetto, un certo impatto sul pubblico. Un po' si prende anche dal canto a concordo e un po' sono delle melodie inventate di sana pianta. Poi lì chi ne ha la capacità di fare anche i testi, scrive i testi e musica, come Tonino Puddu ad esempio, certo. che faceva, oltre che la musica, armonizzava i testi, alcune canzoni le cantava anche lui da voce solista, quindi figuriamoci, era proprio Era tutto proprio, fatto in faceva casa. tutto. Un artista a tutto tondo, Tonino Certo. Puddu, in questo genere ha dato molto, ed è per quello che l'ho voluto ricordare anche. E poi ci sono anche appunto testi inventati da noi di sana pianta, che hanno la loro importanza perché comunque intanto veicolano la parola in sardo e quindi non si perde l'idioma sia del paese sia della regione, perché anche questo è importante, visto che purtroppo, secondo me è immancabile, ci stiamo sempre di più italianizzando anche nella parola, anche nei dialoghi. E purtroppo questo non Ostacolare. si può ostacolare, però riprendendo canzoni, testi di poeti come ad esempio Giovanni Fiori, in cui lui usa molti vocaboli appartenuti alla sua infanzia, quindi antichi, questi vocaboli tramite la musica si rivitalizzano e si
rimettono, diciamo così, in gioco. certo, Un certo. po' come... E hanno la loro importanza. Esattamente, è una grandissima importanza, Certo. perché giustamente tu dicevi c'è il canto polifonico che ha il suo repertorio, che è strutturato secondo un repertorio, che prende le mosse dal 400-500 e continuano a scrivere imitando quei modelli o forgiandone di nuovi, ma comunque è quello lo stile. Ma c'è questo modo di pensare la musica che da un lato raccoglie un'eredità del passato, dall'altro però come dire, inventa anche, sì. Ripropone anche cose ripropone nuove, e certo. inventa appunto reinventa, diciamo, anche Nuove questa... melodie, anche perché Esattamente, io l'ho voluto intitolare questo lavoro canto popolare, perché l'aggettivo popolare è un aggettivo molto generico, sì, che a 360 gradi sì, significa tanto. Ad esempio il Va Pensiero di Giuseppe Verdi è popolare, certo, però è chiaro che ha un autore noto. certo, certo, Invece popolare è anche il canto a concordo o il canto a tenore, perché appartiene al popolo. certo. E quindi lì ha un'accezione diversa l'aggettivo popolare. Ed è per quello che ho voluto anche intitolare questo libro Popolare, abbracciando queste diverse Queste diverse sfumature possibilità di espressive. popolare. Certo. Allora, un'ultima domanda molto difficile, credo, almeno io la riterrei difficile. Come vedi tu il futuro della coralità dal tuo punto di vista? Cioè tu abiti a Ittiri, scrivi musica, canti, la pratichi correntemente. Ecco, cosa vedi davanti, soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni? Ma secondo me, per quanto riguarda l'aspetto musicale, in particolare corale, io lo vedo in modo positivo, perché vedo che che c'è l'approccio da parte di molti giovani a questo mondo qua. In prevalenza molti vogliono partecipare perché si rendono conto che sotto c'è molta qualità, ci sono poi tra l'altro le radici della nostra stessa storia, altrimenti noi chi siamo? E spesse volte con la coralità, con i testi e con la musica esprimiamo proprio chi siamo noi. Noi intendo non solo come tiresi ma come sardi. Certo. Poi specialmente in Sardegna il sardo canta a coro, non c'è niente da fare. Il sardo ce l'ha nel sangue, nel suo DNA. Il sardo canta a coro. Questo l'ha detto nel 1841 Niccolò Oneto, che era Non lo un sapevo, maestro di però cappella siciliano che per diverse peripezie è arrivato a Cagliari, ha scritto un libro e ha dedicato, lui era di formazione colta, aveva studiato a Napoli con Bellini, quindi voglio dire aveva la sua formazione corale e faceva il maestro di cappella, quindi persona da questo punto di vista assolutamente coltissima, ma dedica una parte del libro alla musica della Sardegna, sostenendo che i sardi ce l'hanno nel DNA e sono talmente bravi che non si capisce perché in Sardegna non ci fossero all'epoca scuole di musica, formazione musicale, perché i sardi cioè, voglio dire, hanno una marcia in più, lui scrive, no? Rispetto a tutto il resto sì, del mondo musicale dell'epoca. rispetto a cori è vero questo. E forse il motivo per cui non ci fossero scuole, eccetera, molto probabilmente è dovuto al fatto che il sardo è molto anche individualista. Questa io è una cosa che ho notato sempre nei cantori, perché oltre che al maestro Padeu ne ho conosciuto altri, anche di altri paesi, persone già anziane, però avevano questo spirito fortemente individualista. Quindi loro usavano fioriture nelle canzoni, più che altro per comunicare a chi li stava ascoltando, guarda quanto sono bravo. Quanto sono bravo, Quanto sono no? bravo. Ovviamente personaggi non vuoti ma capaci di talento. Naturalmente, persone di Questo altissimo profilo. C'è un risveglio del canto a tenore che addirittura viene declinato anche in una versione, per così dire, femminile. Tu vedi qualcosa di questo genere nel canto confraternale?
Ma al femminile sinceramente non mi è mai capitato, però secondo me se arriva anche un'esperienza di questo tipo ben venga, perché no? Intanto stanno iniziando, già in diversi paesi ci sono molti cori soltanto femminili, cori però di ispirazione popolare come questi qua, e quindi questo è una cosa positiva. E poi vorrei dire anche un'altra, cioè in Sardegna il popolo ha sempre cantato, e per popolo intendo sia i maschi che le donne, anzi in alcune canzoni, quelle canzoni erano prerogativa soltanto delle donne, come ad esempio le ninnannanne, che le madri cantavano al figlioletto dentro casa. Quella era proprio una prerogativa esclusiva delle donne. Quindi in Sardegna le donne, anche da questo punto di vista, Hanno sempre hanno cantato. giocato un ruolo Certo. importantissimo. E poi, comunque sia, la Sardegna è nell'area che ha carattere matriarcale, l'impostazione Certo, sociale. ma Quindi... a proposito del canto sappiamo che oltre, diciamo così, alla versione dei canti, diciamo, domestici, no? Cioè quindi la ninna nanna, il canto che accompagna certi momenti della vita. Sì, anche lavorativa, dove le donne proprio cantavano. Esatto, oltre, diciamo, al canto di per sé domestico, noi sappiamo che, voglio dire, nelle sagre, nelle feste, sulle tracas, eccetera, la voce femminile è sempre stata... ma io ho raccolto anche testimonianze dove quando si andava ad esempio a raccogliere le olive si cantava, e addirittura alcune che avevano una voce particolare, quelle poi diventavano punti di riferimento. Benissimo. Allora chiudiamo con questa osservazione. Il canto popolare di Salvatore Paba non è soltanto, e non vorrei che fosse una diminuzione, una ricerca storica, ma è anche proprio un'opportunità che viene data al lettore di guardare al presente e di vedere il futuro. Quindi lo ringraziamo moltissimo per la sua presenza qui a Note di Carta, e speriamo che un altro studio su questi argomenti veda la luce senza dover attendere 10 anni, altri 10 anni. Speriamo di metterci di meno. Va bene, speriamo di meno. Qui sarà sempre aperto per te, perché il libro è un libro che merita davvero di essere visto, di essere letto. Quindi Salvatore Paba, Canto popolare, ricerca storica, testi, canzoni e autori di Susil Edizione. Grazie mille e a presto. Arrivederci. Grazie a tutti, buona giornata.